La forza di una donna, pur se pestata dal compagno e dai suoceri anche in gravidanza, ha dato il via a una lunga indagine dei carabinieri che ha portato a 8 arresti e a minorenni indagati, quasi tutti sinti veneti. Una banda specializzata in furti in abitazioni e su automezzi parcheggiati fuori da supermercati e cimiteri per un bottino complessivo di oltre €500.000. I colpi sono avvenuti nelle province di Venezia, Padova, Verona e Rovigo, con qualche trasferta nel Ferrarese. Operazione Revenge, vendetta l'hanno chiamata i carabinieri, perché dopo le botte dal convivente, la giovane Sinti è scappata in un luogo protetto e ha denunciato le attività criminali del compagno e dei familiari, residenti tra Cavarzere e Mestre. Lei si voleva sottrarre appunto dal vincolo familiare. Ricordiamo che per amore dei figli, per garantire un futuro ai suoi due figli, lei si allontana, rifiuta la realtà della comunità Sinti però in quei periodi in cui è rimasta soggiogata al vincolo clanico ha subito notevoli violenze, anche quando era in stato di gravidanza. Fornisce delle dichiarazioni molto importanti, significative, che permettono proprio lo sviluppo di questa indagine. L'Arma veneziana ha scoperto che con le carte di pagamento rubate sono stati prelevati oltre €50.000. Unico straniero della banda il ricettatore del materiale rubato, un cittadino marocchino residente a Noventa Padovana che inviava la refurtiva verso il suo paese. La merce sequestrata durante le indagini ha un valore di circa €100.000. I carabinieri raccomandano a tutti gli automobilisti di non lasciare mai borse o oggetti di valore in auto. L'indagine, svolta tra il settembre 2018 e l'ottobre 2019, è stata coordinata dalla Procura di Venezia. Il blitz con gli arresti, le perquisizioni e le denunce ha impegnato oltre 100 militari dell'Arma, con il nucleo elicotteri di Belluno e quello dei cinofili di Torreglia.